Grazie, buongiorno a tutti. Io mi associo alle parole di Fabiano e porto i saluti del Presidente Zaia, il Presidente della Regione Veneto, in questa giornata importante, perché quando si inaugura un servizio come questo è un momento importante per la città, lo diceva prima Fabiano, per la città che ha fortemente voluto il mantenimento di questo presidio. Lo ricordo da ex parlamentare, l'abbiamo vissuto in Commissione Finanze qualche anno fa con la spending review, questo inizio di questo processo di razionalizzazione dove si andavano a prevedere chiusure importanti. San Donà di Piave, Portogruaro diventavano comunque sedi accentrate, e ringrazio per la presenza la direzione regionale, la direzione territoriale, perché comunque assieme abbiamo fatto una battaglia che è stata quella di dire sul territorio se il segnale deve essere, ed è quello dato dai numeri, che laddove c'è una presenza importante dello Stato in termini di evasione e elusione fiscale, laddove ci sono agenzie delle entrate vicine al territorio, vi è una compliance, vi è una complicità con il contribuente. È un assurdo che si voglia, perché c'è una contraddizione del tutto italiana, che si voglia aumentare il controllo e quindi il recupero dell'evasione e elusione fiscale togliendo le agenzie delle entrate sui territori, che da una parte appunto vuol dire eliminazione di un presidio importante della legalità, ma anche del controllo e delle verifiche formali, come avviene in questa struttura importante, ma diventa anche un elemento, voglio dire, nocivo e dannoso per tutte quelle migliaia, e lo diceva bene Fabiano prima, di partite IVA, di attività e di contribuenti che questo territorio ha. Ricordiamo che ci sono oltre 15.000 partite IVA in un territorio che ha le spiagge come punto cardine, ma ha una miriade di piccole e medie imprese, e quindi il fatto dell'accertamento che non viene più trattato in un territorio periferico ma deve andare in sede centrale è comunque un dispendio di energie, ma è un onere a carico del contribuente, perché ovviamente lo sappiamo tutti che il contribuente non può fare le cose da solo, ma deve avvalersi delle associazioni di categoria, del consulente, del professionista, del commercialista, e quindi oneri a carico delle imprese. Quindi noi abbiamo dal punto di vista politico combattuto questo tipo di accentramento, laddove invece c'è bisogno anche di decentramento, ma soprattutto c'è bisogno di presenza fisica come quella di quest'oggi importante di questo territorio, dove appunto c'è la presenza di quei controlli formali, 36 ter, piuttosto che dichiarazioni, piuttosto che altro, e che diventano un controllo, un front office importante con la cittadinanza. Quindi credo che il binomio forze dell'ordine, Guardia di Finanza in questo caso, che è il nesso ovviamente quando parliamo di fisco e di controlli, forze dell'ordine in senso lato, perché poi ringraziamo veramente per la presenza oggi anche dei vigili del fuoco, del commissariato, della stradale, dei carabinieri, della polizia locale di Portogruaro, di tutti, perché assieme, solo assieme, potremmo ottenere anche quella equità fiscale tanto acclamata. Ma di fatto abbiamo purtroppo qualche perplessità su alcune scelte che sono contraddittorie, lasciatemi dire, rispetto appunto a quelli che vogliono invece essere poi gli obiettivi strategici del governo. Oggi la forza di una amministrazione che invece ha mantenuto e ha voluto con forza appunto il mantenimento di questo presidio è un elemento importante. È un elemento importante, ma la battaglia deve continuare, lo dico anche alla direzione regionale, perché noi siamo perché su questo campo, su questo tema, si possa invece lavorare perché tutti paghino, ma tutti paghino di meno. Questo è l'elemento fondante sul quale dobbiamo lavorare. Quando accentriamo le cose mettiamo un po' in difficoltà invece poi quelli che sono i nostri interlocutori principali, sono i cittadini e soprattutto la brava gente che oggi qua a Portogruaro invece si aspetta altro da questo tipo di servizio, che vi fa sicuramente onore, e non è l'accusa o la mia assolutamente in termini di risorse umane, che anzi hanno un compito difficile, soprattutto in un momento particolare come questo dal punto di vista socio-economico, nel trattare quei diretti interlocutori, nel dover spiegare, e quindi qua l'umanizzazione c'entra poco perché le norme sono molto chiare, quindi è difficile poi andare a discutere. Però il plauso va a voi perché siete costantemente in prima linea su questa questione. Quindi ringraziamento al sindaco, all'amministrazione comunale che ha fortemente voluto il mantenimento, mettendo a disposizione questo stupendo edificio, e quindi ci sia l'augurio di lavorare assieme in una serenità, ma soprattutto in una crescita economica che sarà quella che toglierà tutti questi nostri oggi dubbi e perplessità che abbiamo. Grazie e buona giornata a tutti voi.